assiste a trazione anteriore, sempre molto meticoloso nell'assegnazione delle postazioni di tutti i direttori di gara. La prima curva, che è sempre la fase più difficile di una partenza con più vetture, e la curva che nelle manche precedenti ha fatto molto vittime, è stata passata. Purtroppo abbiamo il numero 7 Mancinelli che denuncia qualche piccolo problema, vediamo se riesce a muoversi, mentre Costi prosegue sempre con cautela. Numero 7 abbandona la propria vettura, esce dalla propria vettura, evidentemente il problema era più complicato del previsto. E Zanotti prosegue con molta calma. Franzini è andato, E poi il 64 Franzini è arrivato sta controllando la situazione. Vediamo se riesce a rimontare sui suoi avversari. Zanotti in prima posizione, ma con questa onda progressiva molto da vicino, evidentemente su questa pista un po' lunga è più a suo agio. Abbandonato probabilmente per guasti meccanici. Bassanese, preparati per entrare in pista. Bassanese, avvicinati alla tua vettura per entrare in pista. E stiamo a vedere l'attacco